La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Bentrovati sportivi di GS Channel, come al solito anche per questa settimana vi accompagniamo il giovedì sera con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo le frequenze: in Calabria sul canale 83, mentre invece per Roma e provincia sul canale 79. Parliamo di Serie D, chiaramente girone I, e parleremo anche del campionato di eccellenza della regione Calabria. Iniziamo subito con la Serie D e presentiamo anche chiaramente il nostro ospite di questa puntata, ovvero il direttore sportivo della Ragusa Calcio, Alessandro Bonaffini. Alessandro, ben trovato. Grazie Ettore, grazie per l'invito. È un piacere, Il piacere è tutto mio. Anche perché, diciamolo pure, questa avventura è partita bene a Ragusa. Non voglio parlare della parentesi precedente, quella del Gela, parliamo invece di quella che è attualmente la situazione che stai vivendo a 360 gradi, un Ragusa che si è letteralmente galvanizzato anche grazie al tuo arrivo e sono arrivati anche dei risultati importanti. Possono già partire anche le immagini del pareggio contro la San Cataldese. Questo Ragusa, come si è trasformato? Ma io credo che all'inizio ci sono stati molti problemi a livello organizzativo, ma soprattutto a livello di assetto societario. C'era stata molta confusione, alcuni soci volevano anche interrompere il percorso con il calcio, poi perché da 4 anni che fanno molti sacrifici, e poi il gruppo Coppa, che attualmente ha la maggioranza del pacchetto del Ragusa Calcio, ha cercato di risistemare un po' tutto. Avete ricaricato le batterie? Sì, poi ho visto che stavano cercando di riorganizzarsi, ripartire, hanno avuto quella voglia. E Avete poi confermato Lucenti, Sì, ma che io... secondo me è importante, no? La conferma di un allenatore vuol dire che ad inizio stagione si è puntati dritto verso un allenatore, tra virgolette, giovane, ma che forse la Serie D per lui era anche un'avventura. Sì, c'era anche questo discorso di Mister Gaetano, di cui mi lega un rapporto di vecchia data, visto che abbiamo giocato assieme. Certo. Oggi me lo sono ritrovato come compagno di viaggio in 2 ruoli diversi, però io credo che Gaetano è molto preparato e sta facendo un lavoro straordinario. Credimi, non è facile attraversare la tempesta Chiaro. a mare aperto come ha fatto lui, però da buon capitano di nave credo che è riuscito ad attraversare un brutto momento. Oggi si naviga un po' sereni, però purtroppo siamo talmente in rincorsa che non ti puoi... È una Serie D strettissima, Sì, nel sì, senso sì. che sia nella testa che al centro bassa classifica, ogni partita diventa quasi una finale, soprattutto nel girone d'andata. Qual è il percorso che hai disegnato per questo Ragusa per le prossime settimane, per le prossime partite, Alessandro? Ma Ettore, ascolti, io di carattere mio cerco di essere sempre sereno e tranquillo, e quello di trasmettere anche al gruppo squadra. Sì, È stato giusto. sempre un mio modo di fare e lo continuerò a fare. Quello che un po' oggi mi sta riuscendo, perché sai, quando vieni una squadra che ti viene da momenti difficili, c'è sempre quell'ansia di risultato, di prestazione. Chiaro. Rischi magari di sbagliare partita e di creare malumore e non serenità. No, che poi ti dico, venivo forse dalla settimana più brutta che potevo beccare io, perché cioè io sono subentrato il martedì,
quando il Ragusa veniva da una sconfitta pesante 4-0 contro il Lamezia. Quindi giustamente quindi là, hai trovato una squadra un po' a pezzi, uno spogliatoio un po' scoraggiato. sì, perché poi è uno scontro diretto, quando perdi scontri diretti così certo. malamente, allora là magari lì i giocatori si può abbattere. Invece in quel momento lavori sulla testa, lavori su capire cos'è che non andava, anche se vedendo i risultati iniziali del Ragusa, sì è vero che perdeva, però perdeva con gli Minimo episodi, scarto, e anche con minimo sfavorevoli. scarto, sì, è Quindi vero. bastava poco, dove abbiamo avuto la fortuna assieme, non dimentichiamo lo straordinario lavoro che sta facendo anche Nello Martone, dove ho trovato una persona eccezionale, una persona che ha fatto calcio, e quindi Sai, certi elementi sono fondamentali per degli equilibri. La tua esperienza poi è servita per completare il pacchetto, sì, sì. ed è venuto fuori un Ragusa che pareggia in casa della capolista, ritorna a pareggiare una partita importante anche a San Cataldo, che è un campo difficilissimo. Insomma, hai creato certi presupposti. Sì, sì. Comunque continueremo a parlare Speriamo di anche continuare. giustamente della Ragusa, perché adesso ufficialmente apriamo la parentesi proprio dedicata al campionato nazionale dilettanti. Lo facciamo chiaramente anche con i risultati e le classifiche. Domenica è stata una giornata molto importante, eccola qui, è la 15ª giornata, subito i risultati: Athletic Club Palermo Vibonese Calcio 2-2. Città di Aciriale che perde in casa contro la Gelbison 1-0, vince la Nissa FC 4-3 contro l'Enna Calcio, 2-0 della Regina contro il Paternò, Messina batte Vigor Lamezia 1-0, Nuovi Gea Virtus batte Savoia 1908 1-0, vince fuori casa a sorpresa, ma credo anche abbastanza meritatamente, il Milazzo contro il Sambiase, 0-0 tra San Cataldese e Ragusa, ed infine il Città di Gela che continua a vincere, positivo il momento della squadra gelese, 4-1 contro la Castrum Favara. Tutto questo ha creato una nuova classifica che stiamo già vedendo. Al primo posto abbiamo la Nuova Gea Virtus che, vincendo lo scontro diretto contro il Savoia, distacca proprio la squadra campana di 2 punti. Al secondo posto con 28, con 27 Nis FC e Milazzo, con 26 Athletic Club Palermo, con 24 punti invece il Sambiase, 22 Città di Gela, 21 Vibonese e Regina, con 17 la Gelbison, 16 punti San Cataldese, Città di Aciriale e Castellum Favara, con 15 l'Enna Calcio, 14 Vigor Lamezia, 13 punti per il Ragusa, con 10 il Messina, penalizzato di 14 punti, ultimo in classifica il Paternò con 9 punti. Adesso diamo anche uno sguardo al turno che si giocherà domenica prossima, eccolo qui, è la giornata numero 16, Castellum Favara Paternò Calcio, Gelbison Enna Calcio, Messina Nuovi Gea Virtus, Nis FC Sambiase, Ragusa Calcio Città di Aciriale, Regina 1914 Milazzo, Savoia contro l'Athletic Club Palermo, Vibonese Calcio Città di Gela ed infine Vigor Lamezia che giocherà in casa contro la San Cataldese. Allora, partiamo ufficialmente e voglio sentire un po' il tuo parere su un'altra neopromossa che è l'Athletic Club Palermo, che zitto zitto, organizzato, e lo sappiamo bene quanto bene, ed è lì, sta cercando di ottenere, secondo me, dei buoni risultati, ma non per vincere il campionato, ma per stabilizzare la propria realtà, secondo me, in questo campionato tortuoso che è la Serie D. Sei d'accordo? No, d'accordissimo, perché diciamo l'Athletic è una società, una squadra che conosco benissimo, perché lo scorso anno abbiamo lottato nel campionato di eccellenza per tutto l'intero campionato. Filo da torcere tantissimo. Ma non a caso se ha vinto, perché veramente faccio i complimenti ancora all'Athletic e a tutta la dirigenza per lo straordinario lavoro che continuano a fare e l'ottima organizzazione. Non è un caso anche se quest'anno stanno facendo un campionato di altissimo livello, una società veramente attenta, oculata su ogni minuto. Tra l'altro Palermo dettaglio. sogna proprio un'altra squadra tra i professionisti, ha dato veramente tanta energia anche a tante altre fette di tifosi.
fondamentale, penso, sì. per una città importante come Palermo. Ma io credo che Palermo meriterebbe veramente un'altra seconda squadra nei È giusto. professionisti. Mi auguro che veramente il Palermo vada in A e l'Atletic È gli vero. auguro Tra che vada in C. l'altro sottolineiamo anche che proprio domenica, al termine di questo pareggio, c'è stata una dichiarazione forte di Perinetti, anzi sentiamo proprio le sue parole e poi magari le commentiamo insieme. Il pareggio comunque dell'Athletic Club Palermo 2-2 contro la Vimolense Calcio. La squadra ha fatto una grande prestazione, ancora una volta, ha dominato il campo con autorità, con personalità, giocando un calcio fluido, pur mancando giocatori per noi ovviamente determinanti. Se pensi noi siamo una squadra neopromossa, oggi mancavano Varela, forse il giocatore migliore di tutto il girone, e Sanchez e il centravanti Micoli, insomma capite che abbiamo dovuto un po' superarci per fare veramente bene. Purtroppo nell'elogiare i ragazzi mi trovo nella situazione di non poter spiegare cosa avviene sistematicamente da un po' di domeniche, o forse da molte domeniche, nelle direzioni arbitrali. Io non contesto mai la direzione arbitrale per quanto riguarda il discorso degli episodi, perché gli episodi sono abbastanza sempre da commentare, da analizzare, eccetera. La gestione delle partite non mi convince. Non mi convince la gestione delle partite perché vediamo una squadra che si difendono e ricorrono falli sistematici e non esce un cartellino giallo. Alla prima azione di Grillo viene subito, dopo 10 minuti, un cartellino giallo per simulazione presunta e poi naturalmente Bova paga le decime per... Quindi questa situazione è difficile da spiegare ai miei giocatori, questa situazione dove ci riteniamo troppo spesso insomma, sperequati diverso all'avversario o comunque diverso alla dinamica della partita, che secondo noi hanno un'altra ragione d'essere, perché l'allungare il recupero in quel modo ci è sembrato probabilmente improprio e naturalmente l'azione che ha dato il via all'azione della Vibonese e la palla era uscita, era fallo nostro, è stato dato a loro, quindi nasce anche da lì. Però questi poi sono episodi, non mi voglio smentire. Quello che vedo è che io non riesco a spiegare il perché di tanta acrimonia, di tanta avversione, di tanta cattiva gestione delle gare che paghiamo sempre noi, con una serie infinita di espulsioni. Oggi dopo al 98esimo, quando la partita era finita da 2 minuti, si è trovato anche il modo di espellere Maurino per proteste, quindi neanche tenendo conto di quanto eravamo naturalmente nervosi per quello che concerneva un risultato che noi teniamo beffardo. Allora se io non sono in grado di spiegare ai miei giocatori dopo 50 anni di calcio cosa succede, forse è meglio che io non stia qua. Quindi oggi i ragazzi non parlano, l'allenatore non parla, io dico solamente questo, sono veramente deluso, rammaricato. Perché succede questo? Non lo capisco e si vede che sono un po' fuori tempo evidentemente. E allora adesso farò le mie considerazioni e poi vedremo cosa bisogna fare, perché quando un dirigente non può spiegare o non si sa spiegare cosa avviene, forse è meglio che faccia altre cose. Un Perinetti molto amareggiato, comprensibile secondo te? Da neopromossa ci può anche stare che involontariamente gli arbitri abbiano un atteggiamento un po' più attenzionato per le squadre che forse hanno più esperienza in categoria, oppure è successo? No, magari non credo che gli arbitri vengano condizionati, che sia una neopromossa. È vero, dai. Poi magari ci sono le partite, poi a volte vengono interpretate le situazioni. Sì. È anche vero che l'Athletic ha subito parecchie espulsioni, quindi visto e considerato che è una società abbastanza organizzata, serena, un ambiente molto sereno, non penso che ci sia molto nervosismo, o a meno che inconsciamente i giocatori stanno
avendo quella pressione dell'alta classifica, che magari Evidentemente la ci società tengono li a sta un queste po' cose, pressando anche sulle prestazioni. però io sì. credo che ci sono due grandi esperti, uno che è il mio grande amico Giampiero Clemente, che salutiamo. che è uomo spogliatoio, uomo cardine Assolutamente, assolutamente. di quel gruppo che ha costruito in maniera perfetta sia lo scorso anno, che ha dato continuità al suo ottimo lavoro e lo sta dimostrando, e poi anche la ciliegina sulla torta, avere un Perinetti a capo È di una sinonimo di dirigenza. garanzia. Sì, quello sì, quindi... Allora, voltiamo leggermente pagina perché dobbiamo parlare invece della Ciriale che, ahimè, perde uno scontro in casa che speriamo non possa compromettere anche in un certo senso il percorso di Pagana, che sentiamo anche nell'intervista post partita. È mancata la finalizzazione, perché se andiamo a analizzare tutta la partita, noi tante volte siamo arrivati sul fondo, tante volte siamo arrivati al limite dell'area, ma poi abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, il cross. In un'occasione Gagliardi è andato vicinissimo al gol, nell'altra occasione Falu ha preso la traversa. E poi queste partite, come avevo detto già ieri, erano una partita piena di insidie, perché loro sono una grande squadra, in un momento di difficoltà, ma con una squadra composta da giocatori importantissimi. Nel momento in cui loro hanno sfruttato quell'episodio, che secondo me è viziato da un fallo a metà campo su Gagliardi, sono passati in vantaggio, sono messi tutti dietro, nel secondo tempo hanno passato la metà campo 2 volte forse, e noi siamo stati lì e abbiamo sbagliato alla fine sempre l'ultimo passaggio, la conclusione, la scelta. Però i ragazzi non possono rimproverare niente, perché ci hanno provato. Se contro il Favara abbiamo fatto una brutta prestazione, oggi la prestazione c'è stata, perché mettere sotto per 80 minuti una squadra come la Gelbison non era facile. Ci abbiamo provato con le nostre armi, siamo stati poco precisi, poco incisivi, e alla fine per questo abbiamo perso. In qualsiasi squadra ci sono giocatori determinanti che vanno a determinare anche la prestazione della squadra. È normale che quando tu hai alcuni giocatori che magari in quella giornata non sono brillanti e non fanno una grandissima prestazione, la squadra ne avverte tanto sotto tutti i punti di vista. Ma come ho detto prima, oggi i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto una buona prestazione. Noi, se andiamo a analizzare la partita, loro non hanno mai creato nulla di pericoloso, e loro davanti hanno giocatori stratosferici per la categoria. Quindi da questo punto di vista, ragazzi, non posso imputare niente, se non il fatto di mancare di qualità lì davanti negli ultimi metri, perché dovevamo essere più precisi e più incisivi. Poi, come ho detto prima, la partita è stata decisa da un episodio anche discutibile, però bisogna guardare avanti, e ormai la partita è andata e bisogna pensare subito alla prossima. Purtroppo però a volte non ci rendiamo tutti conto che in questo momento la realtà della Cireale è una squadra che lotta per la salvezza, e fa male dire questo, ma è la realtà. Bisogna lavorare per cercare di tirarci fuori da questa situazione, che se noi andiamo a vedere anche in Serie A, la Fiorentina non è una squadra che deve retrocedere, ma in questo momento è una squadra candidata a retrocedere, nonostante in campo ha tantissimi nazionali, perché poi si crea un'atmosfera particolare, perché si crea un ambiente dove ogni cosa negativa diventa un macigno. Quindi noi stiamo cercando di lavorare anche su questi aspetti. Non è facile, però, ripeto, la squadra è viva, la squadra oggi la prestazione l'ha fatta, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti e dobbiamo migliorare a 360 gradi. Di questo periodo cancellerei solo la prestazione con il Castrum Favara, come prestazione, come risultato anche quello di oggi. Sicuramente uno non può essere contento di una sconfitta, anzi deve fare male, però la prestazione c'è stata. E poi noi in questo momento non possiamo e non siamo una squadra che può dominare un avversario, siamo una squadra che sta lì sul filo del rasoio, che si gioca la partita sugli episodi. Domenica a Caltanissetta gli episodi sono stati favorevoli, oggi l'episodio è stato sfavorevole, però noi ci giochiamo la partita alla pari con tutti. Togliendo la partita, ti ripeto, con Castrum Favara, noi tutte le altre partite le abbiamo fatte tutte in equilibrio, dove a volte siamo stati bravi a determinare il risultato, altre volte invece alcuni episodi sono andati contro. Questa è la nostra realtà in questo momento. Lei ha fatto un'analisi anche della nostra rosa, l'ha vista lei e la vedono tutti. Quindi nel momento in cui in un organico ci sono 11-12 under, sicuramente la squadra dal punto di vista proprio del dominio, dal punto di vista della prestazione, qualcosa te la lascia sempre, perché non è una squadra che può dominare un avversario, è una squadra che se la gioca con tutti e dove a volte gli episodi vanno bene, a volte vanno male. Questa è la nostra realtà in questo momento. Secondo me dovremmo accettarla tutti, perché se noi pensiamo che
noi siamo la Cireale e quindi dobbiamo battere a prescindere qualsiasi avversario. Poi in campo non vanno solo le maglie, ci vanno i giocatori che hanno anche un certo tipo di esperienza, un certo tipo di qualità, e noi in questo momento siamo strutturati come una squadra che se la può giocare alla pari con tutti, ma che difficilmente può essere una squadra dominante sugli avversari. Credo che la dichiarazione di Beppe Pagana sia stata una dichiarazione da allenatore maturo, della serie butto acqua in questo momento sul fuoco e dico noi siamo questi, la nostra dimensione è questa, ogni partita ha una sua storia, certo se si vincesse in casa tutte le volte sarebbe bellissimo, ma non sempre è così perché come dice lui ci sono anche gli avversari. Sì, no, analisi credo perfetta quella di mister Pagana, ma credo che oggi bisogna entrare in un altro mondo, in un'altra cultura, perché non si può vivere solo di risultati, di vittorie. E il calcio è fatto anche di sconfitte, di pareggi, non si gioca da soli, nessuno entra in campo per perdere. Chiaro, chiaro, perché c'è gente che fa sacrifici e quindi... Infatti. Vedremo quello che succederà perché il campionato è talmente lungo che sono sicuro ci riserverà ancora tantissime sorprese. Come la sorpresa per esempio che la scorsa settimana il presidente della Nissa Giovannone dà le dimissioni, in settimana c'è l'esonero anche di Napoli ed arriva Ciccio di Gaetano che prende in mano questa squadra e vince una partita per niente facile contro l'Enna. Guardiamo il servizio. Un derby è sempre un derby, non importa la categoria, non importa la classifica e non importano nemmeno le statistiche. Non c'è un favorito, tutto si azzera perché in campo scende la passione, scende la determinazione, scende soprattutto la voglia di vincere. Il derby non si gioca, si vince, dice un antico detto. Enna e Nissa si affrontano per la 15ª giornata del campionato di Serie D. Va in scena il derby al Generale Gaeta. Prima occasione per la Nissa, cross dentro l'area di rigore da parte di Palermo, indecisione di l'Oliva dove arriva puntualissimo Terranova che batte così l'Oliva per l'1-0 della Nissa, la sblocca dopo 9 minuti Terranova. L'Enna non demorde qui, Conzerillo prova immediatamente una reazione, distratto, mette in mezzo questo pallone, lo lavora molto bene, sponda dalle parti Dadic, manca l'intervento col pallone, arriva puntualissimo Gabrieli, destro impressionante che batte Castelnuovo, esplode il Generale Gaeta. Andiamo a rivedere il destro di Gabrieli, gol bellissimo del numero 3. Attacca ancora la Nissa qui, posizione un po' dubbia di Terranova, sterzata, messo giù il numero 17 e calcio di rigore per la Nissa, non c'è nessun dubbio per il direttore di gara. Andiamo a rivedere questo l'intervento che ha decretato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio il numero 17 destro, sotto l'incrocio dei pali, 2-1 dopo 14 minuti, la Nissa ritorna nuovamente in vantaggio. Calcio di punizione per l'Enna, deviazione da parte della barriera, allora calcio d'angolo proprio per la formazione in maglia bianca. E continua ad attaccare, qui Bamba messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, tra lo stupore da parte di tutta la gente del Generale Gaeta e di mister Cimino. Alla fine Terranova si porta la palla sul destro dopo una bellissima sterzata e realizza la tripletta personale hat-trick per il numero 17 e 3-1 per la Nissa dopo 24 minuti di gioco. Qui Dadic dalle parti di Ciaunà cerca nuovamente suo fratello Ciaunà che col sinistro batte Castelnuovo. L'Enna è più che viva in questa partita, 26 minuti, 3-2 il risultato, ci pensa ancora una volta Ciaunà, il numero 9 realizza così il gol del 3-2 in questo sinistro all'angolino. L'Enna allora prende coraggio e dunque continua ad attaccare per cercare il gol del pareggio, colpo di testa che viene disinnescato dalle mani di Castelnuovo che mette in angolo questa occasione per l'Enna. Ancora Ciaunà si porta la palla sul destro e realizza il 3-3 dopo 30 minuti di gioco. Siamo 3-3, 6 gol visti, partita incredibile. Esplode nuovamente il Generale Gaeta, ci pensa ancora una volta Ciaunà, lo andiamo a rivedere destro all'angolino, imprendibile per Castelnuovo.
La Nissa continua ad attaccare qui, posizione dubbia di Rotolo che comunque si vola verso l'area di rigore destro che si spinge ancora all'angolino. 4-3 dopo 32 minuti di gioco, partita pazza e incredibile, la Nissa è nuovamente avanti. Lenna continua ad attaccare, Dadic ci prova, il suo tentativo però finisce ampiamente a lato. Secondo tempo che si apre come si era chiuso il primo, cioè con Lenna in attacco. Qui c'è una lavora questo pallone dalle parti di Bamba, il suo sinistro però finisce alto sopra la traversa, sopra la porta, difesa da Castelnuovo. Nissa prova a farsi vedere, qui bene Rotolo dalle parti di Agnello, combinazione tra i due, cross dentro l'area di rigore che però trova le mani di L'Oliva. Ancora Lenna prova ad attaccare però senza mai impensierire troppo Castelnuovo come fatto più volte nel primo tempo. C'è una mette dentro questa palla dove trova l'intervento di Castelnuovo, chiedono il calcio di rigore, lo andiamo a rivedere i giocatori dell'Enna, non c'è niente però secondo il direttore di gara. Altra palla qui messa dentro dalle parti di distratto, palla data da Ciaunà, distratto prova a mettere in mezzo, deviazione e dunque si salva nuovamente qui la Nissa. Lancio di Gabrieli a cercare Montero, messo giù qui il numero 13, dunque calcio di punizione per Lenna. Sul pallone va proprio Montero, respinto però dall'intervento della retroguardia della Nissa. Questa è l'ultima emozione della partita, finisce qui un derby pazzesco, incredibile, vince la Nissa 4-3. Lenna gioca molto bene ma non basta, prossimo impegno sarà contro la Gelbison in trasferta. Christmas! Naturalmente buon Natale già da adesso a tutti i nostri fedelissimi sportivi che ci seguono. È un Natale felice in questo momento anche per la Nissa, no? Perché l'arrivo di Ciccio Di Gaetano ha galvanizzato di nuovo l'ambiente, il presidente si è tranquillizzato, c'è un nuovo amministratore che gestisce, ma soprattutto c'è questa Nissa che ritorna prepotentemente ancora più alta in classifica. Ma io credo che la Nissa è stata costruita per fare un campionato di vertice, merita quella posizione, magari un po' attardata, e magari il cambio di allenatore possa dare quella scossa e quello slancio che può avere una squadra così importante. Le caratteristiche Ciccio Di Gaetano secondo me ce l'ha. Ma io sì, è un mio grandissimo amico, quindi mi fa piacere che lui Certo. sia ritornato in panchina, è una grande squadra. È ritornato in corsa. Gli ho detto che mi fa piacere e mi auguro che possa Infatti raggiungere noi l'abbiamo l'obiettivo. avuto ospite un paio di settimane fa, giustamente vagliava bene le scelte, perché poi sai un allenatore deve attenzionare bene dove andare perché sa che può fare o sa che poi magari rischia di essere coinvolto in un'ulteriore Avere crisi. pure pazienza, che Deve lui ha avere un avuto po' e ha di pazienza. beccato... Qualche allenatore non ce l'ha Sì, la sì, pazienza. vero. Allora voglio parlare invece adesso della Regina che invece a sua volta continua ancora a vincere. Torrisi ha resettato tutto l'ambiente insieme al suo staff tecnico, insieme allo staff dirigenziale. Dove può arrivare questa Regina? 30 secondi, vai Alessandro. Ma io credo la Regina, parliamo sempre di un'altra squadra che ha tardato come la Nissa, però alla lunga sono squadre e rose così ampie che possono veramente È troppo uscire. lungo il campionato Sì, per sì. pensare che ancora i giochi siano chiusi. È un campionato strano che può succedere di tutto fino all'ultima giornata di campionato. Io sono sicuro che la Regina veramente può dare l'ulteriore svolta già dalle prossime partite, anche con l'innesto di qualche nuovo giocatore. Vince a Paternò 2-0. Guardiamo gli highlights. Per il Paternò Calcio di mister Mascara non è di certo un momento semplice. Nel primo dei 3 impegni del mese di dicembre arriva la 6ª sconfitta consecutiva al Falcone Borsellino. Con la Regina termina 0-2. Via al racconto della sfida con il primo episodio chiave al 10° minuto. Dal lancio lungo di Girasole la palla arriva in aria contesa tra Marchetti ed Edera. Inizialmente il capitano rossazzurro alla meglio, poi nel tentativo di spazzare colpisce in modo irregolare Edera e il direttore di gara assegna il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto si presenta Ragusa che spiazza Branduani per il vantaggio ospite.
Passano pochi minuti e gli Amaranto chiudono la pratica. Al 24esimo da questo calcio di punizione battuto da Ragusa, Mungo ci arriva così. Branduani la tocca ma tutto solo a spingere il pallone in rete. Arriva Rosario Girasole, tapin vincente e raddoppio Regina. Il classe 06 viene festeggiato dalla squadra. Al 33esimo ecco una reazione del Paternò. Marchetti lancia in direzione Kristevski che ci prova con un tiro al volo che termina fuori di poco. Nel recupero Edera sfida Ferrandino, gioco di gambe, conclusione potente su cui arriva un super intervento di Branduani. Nella ripresa sono poche le occasioni da segnalare, questa intorno alla mezz'ora sui piedi di Boulaya, bravo a provarci dalla distanza dopo un calcio di punizione. Lagonigro si rifugia in calcio d'angolo. 5 minuti dopo la Regina sfiora il gol del 3-0. Di Grazia trova la testa di Sartore che prolunga verso Pellicanò. Il neoentrato sbaglia da 2 passi. Nel finale espulso Sartore per aver allontanato palla. Il 95 già ammonito lascia i suoi in 10 per i 6 di recupero in cui non si registrano occasioni. Una partita che abbiamo preparato, una partita che ci aspettavamo, che sapevamo, che semplice lo è divenuta dopo quando ha fischiato l'arbitro, una partita che aveva delle insidie, dove la Regina ha fatto il suo dovere, quello di vincere, però sulla carta sembrava scontato, ma in realtà non lo era. La partita si è portata a casa grazie a un grande atteggiamento della squadra. La squadra ha pareggiato la ferocia e la cattiveria agonistica col Paternò, avendo più qualità. Poi è normale che il risultato sia quello di portare 3 punti a casa. Io sono da Reggio per lavorare, per fare il massimo e fino a quando ne avrò la possibilità darò tutto me stesso e anche oltre, a discapito di qualsiasi cosa, anche del tempo dedicato alla mia famiglia, per cercare di fare il mio lavoro al massimo, perché so la responsabilità che ho, che mi sono preso, gli oneri nei confronti di una... e il dovere nei confronti di una piazza prestigiosa come quella della Regina, alla quale oggi sono legato, alla quale ho l'onore di essere a capo di uno staff tecnico alla guida della Regina, di una proprietà che ha fatto gli investimenti importanti, che si mette a disposizione giornalmente per far crescere il livello della squadra, e quindi io su questo dovete avere pochi dubbi. Io, con tutti i miei limiti e con tutti gli sbagli che potrò fare, su una cosa dovete stare certi, che fino a quando ne avrò la possibilità, ripeto, anche a discapito del tempo dedicato alla mia famiglia, per la Regina darò tutto me stesso. E parliamo adesso del Messina. A voi interessa la situazione del Messina? Prima si allontana dalla zona pericolante e forse voi potete già bene o male programmare anche il vostro piano salvezza, perché io credo che questo Messina in questa penultima posizione ci stia male. Sì, oltre per la piazza, per il blasone, però credo che Messina sarà una società una squadra che uscirà fuori, si tirerà fuori da queste sabbie Infatti mobili. prima va via Sì, e sì, prima sì, voi sì. sapete anche su chi fa corsa. Sì. Infatti. Sicuramente non facciamo corsa su Messina perché sappiamo Giusto. che uscirà, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare, come sta facendo anche Messina, È in vero. questo percorso. Tra l'altro 14 punti di penalizzazione sono tanti, eppure ci sono riusciti. Guardiamoci gli highlights. La vittoria contro la Vigor Lamezia 1-0. Pronti via, al primo vero affondo, il Messina, sostenuto dai propri tifosi, spezza subito l'equilibrio. Minuto 6, incursione di De Caro dalla destra, suggerimento in mezzo per Bombaci che tutto solo controlla di petto e calcia. Diventa un assist per Roseti che corregge sotto porta e indirizzi in rete, firmando l'1-0 giallorosso. La squadra di Romano si sblocca dopo 2 gare a digiuno di reti. I padroni di casa insistono e al 15esimo è Touré a involarsi sul filo del fuorigioco. La sua conclusione è deviata da un difensore. Per poco non beffa il portiere Lametino. La reazione della Vigor sta tutta alla mezz'ora, batti e ribatti sugli sviluppi di una punizione di Catalano, con Simonetta al tiro dalla distanza a sfera di poco a lato. Squadra a riposo sull'1-0 per il Messina. In apertura di ripresa ci prova Roseti da corner, colpo di testa che termina al lato.
Prima sostituzione per Romano, non ce la fa Bosia, rilevato da Clemente. Gara spezzettata, accade poco o nulla. Al 23esimo, chance sui piedi di Catalano, la difesa del Messina respinge male, ma l'ex di turno non ne approfitta e calcia dal limite a giro fuori misura. Gli ospiti cercano di sfruttare il loro miglior momento. Un minuto dopo Marigosu al volo da destra conclude sull'esterno della rete. Romano manda in campo Tesia per Roseti, irrobustendo il centrocampo. Grosso brivido al 28esimo per il Messina, ancora Catalano sguscia via sulla sinistra, salta il diretto avversario e prova a sorprendere Sorrentino con un perfido tiro cross. Il portiere giallorosso tocca quel tanto che basta per deviare il pallone sulla traversa e salva i suoi dal possibile pareggio. Esce Saverino dentro a Zara. Il Messina torna a farsi vedere al 33esimo, ma il tentativo di Maisano dall'out di destra si spegne al lato. Altro pericolo al 41esimo, la Vecchia si incuna in aria e tenta di impensierire Sorrentino sul primo palo, pronta la respinta del portiere peloritano. Touré prova a pungere in contropiede, il portiere calabrese esce dai pali e sventa la minaccia. Il Messina invece rischia sugli sviluppi di un angolo, con la Vigor che si riversa in attacco tentando ormai il tutto per tutto. Fravola per Bombaci, per gli ultimi scampoli, sono 6 i minuti di recupero accordati dal direttore di gara. Il solito Touré invita a aprire al tiro, pallone che si perde abbondantemente sopra la traversa. Gli animi si surriscaldano, ne fa le spese Riga. Cartellino rosso per un fallo di reazione vicino alla linea laterale e la Vigor Lamezia chiude in 10 uomini. Al fischio finale esulta il Messina che torna a conquistare i 3 punti, con i giocatori che celebrano la vittoria saltando sotto la curva. I giallorossi, partiti col pesantissimo fardello del -14, non sono più ultimi, un'impresa straordinaria. A rovinare la festa c'è però il terremoto in sala stampa, col DS Martello che annuncia un passo indietro per divergenze con la nuova proprietà e il tecnico Romano che fa intendere che adesso farà le proprie valutazioni. A Messina non regna davvero mai il sereno. Martello che va via, l'allenatore Romano che fa le sue valutazioni. È un terremoto vero e proprio e io rimango allibito, spiazzato. Hanno fatto un lavoro straordinario e essere messi in discussione È pazzesco, dopo una pazzesco. situazione del genere è veramente... Non condivido assolutamente l'atteggiamento della nuova cordata. Gli auguro buon lavoro, ci mancherebbe, ma francamente non me l'aspettavo e credo che forse c'è anche un pizzico di esagerazione. La stagione in corso fin qui è stata super positiva, non bisogna mettere in dubbio lo staff tecnico e qui ci fermiamo perché sennò rischiamo poi 24 punti sono importanti. infatti. Quindi... Mentre invece dobbiamo fare un applauso forte a questa nuova Igea Virtus, possono già partire le immagini, che vince una partita meravigliosa contro il Savoia. Attenzione, questo nuovo Igea Virtus mi sa che fa sul serio, Alessandro. No, io credo che una società esperta, una società guidata da un presidente storico come Immacolato Bonina, un mio ex presidente, conosco benissimo. Tu conosci molto bene la piazza. Sì, ci ho giocato, e poi il direttore sportivo che è un mio fratello amico, Agatino Chiavoro, che è esperto della categoria e sta facendo un grande lavoro e credo che meritano ad oggi questa posizione in classifica. Hanno tutto per poter raggiungere questa Lega Pro. Hanno lo stadio, hanno la tradizione, hanno il pubblico, hanno secondo me un parco giocatori interessante, un'ossatura matura che aiuta comunque poi alla fine a fare partita e fare punteggio, no? Sì, ci sono tutti gli ingredienti per lottare fino alla fine e credo che possono veramente dare fastidio alle grosse... E questo Savoia che perde questo scontro diretto è ancora lì però? Ma il Savoia... Non credo che mollerà facilmente. No, parliamo sempre di un'altra società organizzata, un'altra grande piazza, è un campionato veramente difficile, è un campionato bello, affascinante, dove ogni domenica può succedere di tutto, però... Non pensiamo che Savoia possa mollare facilmente perché non è così. Assolutamente, diciamo che come hai detto bene tu, la zona alta della classifica è un grande pentolone, vedremo quello che succederà. Mentre in questo grande pentolone
entra pure questo Milazzo che sbanca San Biase, vince 1-0, ecco le quali immagini, a dimostrazione che comunque l'ex gruppo di Paternò, Strianese insieme a Catalano, i risultati li stanno ottenendo, neopromossa tra l'altro il Milazzo. Sì, anche lì ci sono due personaggi come Vittorio Stranese, esperto della categoria, conoscitore del calcio, e credo che anche assieme al mister Catalano vengono da un'ottima stagione di Paternò, Conoscono bene la categoria. La stanno ripetendo, confermando lo zoccolo duro della passata stagione, mettendo qualche giocatore, qualche nesso giusto oculato, e credo che oggi la classifica... Un pensierino ce lo stanno facendo? Oppure credo che la dimensione playoff è quella più a portata di mano? Secondo me, mi auguro di sì, perché veramente quello che è giusto che sia poi la meritocrazia è quello che ti dà poi il campo, i risultati e il lavoro che fai, e il gruppo soprattutto, che loro hanno un grandissimo gruppo. Però credo, ripeto, c'è il fascino delle grandi piazze, delle grandi squadre che sono dietro attardate, che possono uscire e magari, però secondo me meritano una posizione nei playoff. Merita una posizione importante in classifica a questo punto anche questo Città di Gela, che da quando è arrivato Vanzetto, da quando sei andato via pure tu, perché c'è stata una rivoluzione a Gela, sono arrivati anche dei punti fondamentali, hanno battuto la Nissa, quindi hanno trovato forse un nuovo equilibrio nei confronti di questa Castrum Favara, che invece da qualche domenica a questa parte sta un po' leggermente zoppicando. Che campionato può fare adesso il Città di Gela dopo questa mini rivoluzione interna che c'è stata? Ma anche il Gela, rifaccio lo stesso discorso fatto con Nissa e Regina, è un'altra squadra che ha giocatori importanti, una piazza storica, una piazza che merita sicuramente palcoscenici importanti, e credo che il Gela sia un'altra squadra che si possa inserire nella griglia playoff. Magari se non sarà per quest'anno sarà per la prossima stagione, no? Credo che un anno in più di in questo ritorno di Serie D possa servire. Ma non sono secondo me strutturate e attrezzate, però nel calcio può succedere, può succedere di tutto. Visto il campionato che c'è quest'anno, non c'è un ammazza campionato. Può succedere veramente di tutto, può succedere veramente di tutto. Allora siamo nella parte conclusiva, parliamo di nuovo di questo progetto di Ragusa. Hai detto che al tuo arrivo hai un po', non dico cambiato molto, ma hai messo tutti i puntini sulle i che servono per dare equilibrio, forza, determinazione e credo anche qualche piccola soddisfazione a questo Ragusa 25-26. Sì, io credo che è un lavoro fatto di squadra, lo dicevo poco fa, insieme al direttore Martella, a Francesco Cutrupi, che sta sempre vicino a noi. Si lavora costantemente, è un gruppo fatto di giovani ragazzi che hanno di buona prospettiva. Abbiamo inserito 3 innesti come lo è stato Martorelli, Di Innocenzo e Benassi. Adesso cerchiamo di completare la rosa con un attaccante che possa risolvere il problema del gol, e credo che tutto sommato siamo soddisfatti per il lavoro che si sta facendo, ma soprattutto per quello che sta facendo il mister Lucenti, veramente insieme al suo staff. L'obiettivo rimane quello di uscire prima possibile dalla griglia dei playoff e credo che sia tutto alla portata. Sì, io credo adesso siamo lì, abbiamo raggiunto il gruppone, anche se domenica ci aspetta una sfida difficilissima con la Cireale, però siamo pronti. Una battaglia, direi. Sì, ormai sono tutti scontri diretti, come lo è stato domenica con la Sanghataldese, con Messina domenica prima, però siamo pronti per affrontare qualsiasi... Pronta la squadra, pronto anche Alessandro Bonaffini, al quale faccio una domanda così per chiudere, ma dopo questa stagione vuoi continuare il progetto a Ragusa oppure ti guarderai ancora in giro? È un momento per te così anche per rimanere all'interno di un progetto calcistico, oppure da lì veramente può ricominciare, riprendere il cammino magari professionale tuo? No, Ettore, io come ben sai sono partito ero a Gela
fino a 2 settimane fa, un progetto creato da me, da 2 anni, dall'eccellenza. Sono riuscito a portare Grande il Gela, stagione quella dello scorso sono riuscito anno, certo. a portare il Gela in D. Mi dispiace non aver dato quella continuità in una piazza dove io veramente ho dato tanto, una piazza dove mi stimano, una Sappiamo. piazza che ho nel cuore. Ti stimano ancora, eh? Sì, no, Ci tengo a dirlo perché insomma purtroppo, le voci sono chiare. Purtroppo poi ci sono state le divergenze con la società, vedute diverse, Certo. ma ritorno in un'altra piazza dove mi ha dato tantissimo Chiaro. da calciatore come Sì. il Ragusa, dove ho vinto 2 campionati, una piazza dove anche lì mi stimano, e quindi il progetto giovani mi stimola, mi piace. Quindi non è detto che si concluderà quest'anno, è un percorso che può partire da quest'anno. No, ma io difficilmente interrompo il rapporto. Bene, mi piace Nella mia questa carriera cosa. è il primo anno che mi capita di cambiare squadra a cambiata in corso. Non ho mai cambiato nella mia carriera calcistica, a dicembre non ho mai cambiato Addirittura, squadra. quindi vuol dire che porterà sicuramente Mi auguro che si qualcosa apre di nuovo. un ciclo nuovo per Ragusa. Anche perché sappiamo benissimo la tradizione, la cultura calcistica di Ragusa. Tra l'altro adesso non è escluso anche l'arrivo del Modica in Serie D, quindi Sì. anche la provincia viene spinta Sale- ulteriormente. sì, ce lo auguriamo. Allora Alessandro, grazie per essere stato con noi di Penalty. Grazie a te Ettore, è stato un piacere, grazie a tutti. Ci vediamo presto. Con piacere. Con Grazie piacere, ancora. anche per noi. Grazie dunque ad Alessandro Bonaffini, il nostro ospite in questa puntata odierna di Penalty. Adesso ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria e poi subito il campionato di eccellenza della Regione Calabria. Tra mari e giuri lascisti tu, terra d'amori, non mori più. Ai, 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 ai. Eccoci rientrati dopo la breve pausa pubblicitaria, siete ancora con Penalty, un saluto ed un grande abbraccio per tutti gli amici romani che ci seguono attraverso il canale 79 di GS Channel. Ci possono seguire anche i calabresi sul canale 83. Parliamo proprio della regione Calabria e lo facciamo con il campionato di eccellenza. Domenica si è giocata la 13ª giornata di andata, subito la schermata dei risultati. Boccale Calcio Admo che perde in casa 3-1 contro la Soriana Fabrizia. Perde anche in casa il Castrovillari 1-0 contro la Palmese 1912. Così come il Brancaleone che sbanca Cittanova vincendo 2-0. Vince anche fuori casa la Paolana 1-0 contro il Città di Luzzi. DGS Praia Tortora 1-0 contro l'Isola Capo Rizzuto. Stilo Monasterace 4-0 contro la Rossanese, Trebisacce Calcio batte Gioiese 3-0 ed infine Virtus Rosarno che vince in casa contro la Reggio Ravagnese 4-0. È ancora un testa a testa tra DGS Praia Tortora e Trebisacce Calcio, ma guardiamo la classifica. DGS Praia Tortora in testa con 32 punti, con 31 Trebisacce Calcio, 25 punti Virtus Rosarno con 23 Reggio Ravagnese, 22 Stilo Monasterace con 21 Isola Capo Rizzuto e Paolana, 19 punti Città di Luzzi e Boccale Calcio Admo.
Con 18 Palmese 1912, 17 Brancaleone, 16 punti per la Soriano Fabrizia, 11 punti il Rossanese, con 5 la Gioiese, con 3 punti il Cittanova Calcio, ultimo in classifica a -2 il Castrovillari. Amici sportivi, buona domenica, ben trovati dallo stadio Nino Lopresti di Gallico, dove sta per iniziare il match valido per la 13ª giornata del campionato di eccellenza tra il Bocale Admo e il Soriano Fabrizia. Il primo pallone sarà giocato da Gaston Gomez e si parte. Dorta, scarico per Puntoriere con un po' di spazio. Calcia, Puntoriere segna un gol fantastico. Francesco Puntoriere al minuto numero 20 si sblocca la partita, un destro ad effetto che manda Martinkus dalla parte opposta e lo lascia impietrito. Intanto c'è un calcio di punizione assegnato dal Soriano sul fronte sinistro, sembrava un semplice rimessa laterale, in realtà sarà appunto una punizione. L'esecutore di questo piazzato, la palla che gira verso il secondo palo, attenzione, colpo di testa e c'è il pareggio. Ha pareggiato, c'era arrivato Amendola e ha pareggiato Michelli. Lo stacco di testa poderoso sul secondo palo, Amendola l'ha deviata, non è riuscito però a respingere questo stacco veramente imperioso da parte del numero 6 Jeremias Michelli per il pareggio dunque del Soriano al minuto numero 30 di questo primo tempo. Dunque 10 minuti dopo si è ristabilito il risultato. Continuano a sbracciare in area di rigore. Ha battuto questo pallone, prolunga Lotitto, poi Mendes arriva di testa, chiedono un tocco con la mano che non è stato visto e c'è stato il 2-1. Chiedevano un tocco con la mano all'assistente che non è stato ravvisato e il Soriano ha ribaltato il risultato al 41esimo minuto. Il Bocale che deve fare a meno di Barnoschi come ancora anche di La Face. Intanto Martinez prova il tiro, attenzione, e c'è stato il gol del 3-1. Una doccia gelata qui da parte del Soriano col destro di Martinez che ha sorpreso Amendola ed è arrivato il terzo gol del Soriano al terzo minuto del secondo tempo. Qualche problema anche per De Simone. Intanto pallone che arriva a Martinez che calcia, attenzione, la palla sfila, attenzione, pallone perso e altro tiro con la deviazione di Amendola sulla stoccata da fuori, ma qui il Bocale sta rischiando davvero tanto. Ruba il pallone Puntoriere ancora, l'ultimo ad arrendersi Puntoriere. Riesce a servire centralmente la sponda, Acosta, la palla sorvola la traversa, una bellissima azione qui con un Puntoriere che corre tantissimo, strappa il pallone con forza dai piedi dell'avversario e poi la botta di Acosta che non trova lo specchio e arriva il triplice fischio. Il Soriano espugna il Lopresti di Gallico per 3-1, una gestione arbitrale certamente discutibile, al di là dei singoli episodi, ma la gestione arbitrale sicuramente da rivedere. Benvenuti al Mario Tedesco per la 13ª giornata del campionato di eccellenza, il girone di andata. Di Domenico controlla il cronometro, si parte, Petrone prova ad evitarlo, il raddoppio di Maiolo, palla di Strumia in mezzo per Maitini, Santiago, palla in aria, giocatori a terra, poi Maitini, conclusione ancora del numero 17 Strumia. Il traversone Cauteruccio su Santiago, Santiago riesce a prendergli il tempo, di nuovo verso la porta, gittata lunga nel cuore dell'area, al limite Dominguez ed è gol, cambia il risultato, 1-0, ha segnato la DGS Praia Tortora con Dominguez, Santiago che dal limite con il sinistro ha battuto Calandra. Il pallone verso l'area di rigore, colpo di testa di Baggini, se non andiamo
Errati stava per fare il gol dell'ex. Ancora Tete, largo ci sarebbe Niakate, viene servito, ancora più largo c'è Maiolo, Niakate poi cerca addirittura la conclusione dalla distanza. Il primo tiro verso la porta di Piccioni, anzi c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. È finita, è finita. Finisce qui questa bellissima sfida, dobbiamo dire. Complimenti a entrambe le squadre, tra DGS Praia Tortora ed Isalo Capo Rizzuto. Vince 1-0 la DGS Praia Tortora con il gol al 30° del primo tempo di Dominguez Santiago, ed è una vittoria importante che permette a 2 giornate dal termine del girone di andata di mantenere la testa della classifica per la DGS Praia Tortora. E dal Mario Tedesco è tutto. Il controllo delle porte sembra essere stato ultimato in maniera positiva. La scorsa settimana c'è stato un gol non regolare convalidato in Castrum Favara Athletic Palermo in favore della compagine palermitana. La palla è entrata dal fondo sotto un buco, quindi bisogna fare attenzione, perché poi è vero che non c'è la prova TV nei dilettanti, ma è anche vero che le immagini ci sono. È iniziata intanto la partita, il primo tocco è di Giamanca, ancora Zaric cerca di trovare Baena. Baena prova a recuperare la posizione, taglia tutta l'area, trova Romeo, la rimette dentro Romeo, arriva Dorato e c'è l'1-0 per la Stilo Monasterace, quando i minuti di gioco sono 27 nel corso del primo tempo, e direi che è il vantaggio della squadra di casa, per quello che si è visto fino a questo momento, è meritato. Ora la palla è a Giamanca nel cuore dell'area, ma è spalla alla porta. Giamanca prova a sgusciare via, attenzione che la palla resta lì e c'è il 2-0, il 2-0 ancora di Dorato. Ecco la palla dentro e c'è il 3-0. C'è il 3-0 di Gergo quando siamo a 1 minuto tondo tondo nel corso del secondo tempo. Gergo su calcio d'angolo impatta il 3-0 per la propria squadra, ed è veramente notte fonda. Si invola Zaric, c'è Giamanca alla sinistra, ancora Zaric che serve adesso Giamanca prova un pallonetto deliziosissimo che però si perde fuori. Nuovamente Gergo che alza questo pallone per nessuno dei suoi, ma Zaric con un tocco furbo ruba la palla, Dorato, palla dentro e c'è il 4-0 di Waller. Intanto l'arbitro dice che va bene così e possiamo fare a questo punto, oltre a quello che ho detto poco fa, un commento proprio sul secondo tempo che in qualche modo ha confermato il primo, con un aggravante: la Rossonese ha preso il gol al primo minuto sul primo calcio d'angolo della gara e poi di fatto non ha neanche provato ad abbozzare una reazione, subendo anche la quarta marcatura. Con le immagini di alcune partite tra le più importanti di questa giornata del campionato di eccellenza calabra, noi ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana puntuali, mi raccomando, il giovedì alle 21. Ci potete seguire sul canale 79 per Roma e provincia e anche sul canale 83 per tutta la Calabria. A tutti la buona serata e appuntamento alla prossima settimana.